Queste foto che vediamo intorno, insomma, sono un po' una sintesi di tutti questi anni che sono trascorsi. Da quando nel 1985 è diventata riserva naturale, abbiamo notato noi come WWF, che eravamo presenti allora e siamo presenti tuttora, un evolversi importante sia della parte boscata sia degli animali che hanno cominciato ad abitarla. In questi ultimi tempi sono comparsi per esempio caprioli, famiglie di caprioli, numerose famiglie di caprioli. Sono comparsi gli scoiattoli dalla scorsa estate e poi molti, naturalmente gli uccelli, perché insomma questa è una rete, fa parte della boschina della rete Natura 2000 e che è importante soprattutto per la presenza di numerosissime varietà di uccelli. Però è importante l'isola anche per essere un polmone verde di un paese che è afflitto dalla presenza di una grossa centrale, da molti altri problemi che sono problemi che più o meno toccano tutti, e quindi noi siamo molto orgogliosi di essere lì a lavorare a fianco dell'ente regionale dei servizi agricoltura e foreste, l'ERSAF, che cura la parte boscata, e in parte il comune che si prende cura insieme all'ERSAF dei fabbricati che si potranno poi vedere bene nelle foto. E quindi insomma noi siamo molto contenti dell'evoluzione che l'isola ha avuto in questi 40 anni, insomma il fatto che continui a resistere, esistere e resistere. Noi abbiamo delle attività diciamo continuative da quasi 20 anni con le scuole di ogni ordine e grado, prevalentemente comunque primarie e infanzia, sia del comprensivo di Ostiglia che dei comprensivi circostanti. E abbiamo già stilato la maggior parte del programma di quest'anno, delle attività festive rivolte a tutti, insomma, chiunque desideri venire a visitare l'isola. C'è un calendario importante di eventi, di attività che sono proprio condotti da specialisti, perché le nostre guide sono tutte naturalisti, professionisti naturalisti, insomma. Però sono condotte con un linguaggio che può coinvolgere chiunque, dai bimbi alle persone più anziane, anche non aventi una specifica preparazione scientifica, insomma. Io ho conosciuto l'isola Boschina nel 1970, la mia passione della fotografia c'era già e ho iniziato a conoscere quest'isola che ha avuto un fascino particolare. Le prime immagini infatti che vediamo sono in bianco e nero e l'isola allora era ancora abitata. Poi l'isola ha avuto un'evoluzione graduale e la mia passione ha seguito questa storia dell'isola. Per cui qui abbiamo una rappresentazione un po' una panoramica dell'evoluzione di quello che è stata l'isola nel tempo. L'obiettivo di queste foto, cioè una selezione ristretta da numerose foto che ho a disposizione, da un archivio abbastanza consistente, e vuole soprattutto essere un incentivo a far conoscere l'isola, invitare i cittadini, e ho scoperto che molti ostigliesi, nonostante siano residenti a Ostiglia da molti anni, non hanno mai conosciuto la loro isola, e quindi è proprio un invito a entrare e conoscere questa isola, che è un piccolo scrigno meraviglioso di silenzio, di bellezza, un bosco in cui ci si ritrova bene. Quindi ecco, l'obiettivo, la scelta fotografica è proprio quella di valorizzare il percorso di quest'isola.